Allora, oggi parliamo di Istinto, questo prodotto a spessore che è completamente naturale, calce, marmi e pietre, che ci permette di fare diverse lavorazioni e soprattutto appunto di avere diversi spessori. Oggi quello che vi faccio vedere è un impiego particolare, lo useremo addirittura per disegnare la tastiera di un letto. Naturalmente tutto comincia sempre con il nostro primus. Il primus è asciutto, adesso possiamo partire con l'applicazione di Istinto. Ho scelto una tinta di cartella e qua il KF, la variante numero 4, possiamo partire. Quello che facciamo oggi in prima mano, noi l'abbiamo chiamato pietra vissuta, cioè un effetto che dà l'impressione di una pietra che è stata lì per molto tempo, quindi con delle aree lisce e delle aree invece consumate. Per arrivare a quell'effetto, da questo punto dobbiamo passare con una spatola dentata incrociata e adesso vi facciamo vedere come. A questo punto partiamo da qua, ci avviciniamo, andiamo pure in sovrapposizione e poi sempre con la spatola dentata andiamo a ripassare la giunta, quindi qui problemi di giunta non avremo di nessun tipo. Il consumo con questa applicazione è sempre di circa 1,5 kg al metro quadro, se il muro è irregolare anche 2 kg. Ecco, una piccola accortezza, quando andiamo a posare il prodotto adesso, questo va fatto sempre, è un'accortezza che è sempre una buona cosa, mai partire da vicino e sovrapporre perché andremo ad avere una sovrapposizione di prodotto molto forte. Sempre posare il prodotto lontano e poi sfumarlo dentro nel prodotto applicato prima. Adesso vi facciamo vedere come. Ecco, adesso sta asciugando, ci sono delle zone che è più chiare, questo è il momento di andare a schiacciarlo. Perché lo schiacciamo e lo compattiamo? Proprio perché vogliamo ottenere quell'effetto un po' liscio e un po' lavorato, tipico di una pietra che ha vissuto nel tempo. Qui l'abbiamo compattato, già tutte le creste, chiamiamole così, sono state schiacciate. Adesso abbiamo un'opzione, quello di renderlo davvero liscio
e farlo diventare come una lastra, una pietra proprio liscia. A questo punto diamo un colpo un po' più forte e lo tiriamo perfettamente liscio e lucido. Ecco, la parete adesso praticamente bella compattata, lucida, quasi lucida, praticamente sarebbe finita. Basterebbe mettergli sopra o la cera o gioia ed è finita. Ma noi vogliamo fare la spalliera del letto, quindi adesso disegneremo questa spalliera e daremo una mano di pietra levigata. Ecco, la testiera adesso è disegnata, possiamo tranquillamente dare questa mano di istinto con applicazione a pietra levigata, così avremo modo di vedere la differenza tra questa zona, un piccolo gradino, e poi la pietra vissuta. Che la nostra testiera è pronta per essere compattata si vede da queste macchie più chiare, che dimostrano che appunto non strapperemo più andando a compattare, quindi possiamo procedere. Ecco, sono passati 10 minuti, adesso è il momento, se vogliamo un effetto davvero lucido, di dare una compattata con un po' più di forza. Direi che qui ci sta, quindi possiamo procedere. Eccoci qua, la parete è bellissima con pietra vissuta, questa sensazione di antico, e qui dove poi andrà a letto abbiamo fatto la testiera con pietra levigata. Ovviamente ogni variazione o variabile è nella creatività di chi opera, sia nel colore che nelle dimensioni. Adesso non ci resta che finirla con un passaggio di cera. Quando è asciutto possiamo lucidare con un panno. Bellissimo questo tocco. E qua sfuma nella pietra vissuta, molto raffinato, tinta su tinta. Mi piace molto, molto rassicurante questa situazione. Poi lascia spazio aperto alla creatività, perché
Appunto, qui noi abbiamo immaginato la tastiera di un letto, ma qualsiasi cosa è possibile e qualsiasi tinta è usabile con il nostro catalogo, dipende da voi, dalla vostra voglia di fare e di creare. Quindi seguite il vostro istinto e grazie.